Cerca di mandarla lontana, l'appoggio di Rabito al centro per Gidai, che si impegna molto bene servendo sulla sinistra Renzetti, il quale manda lungo per Rabito, attenzione, spazio per avanzare, mette in rigore per Dinardo, è solo Dinardo, rete Dinardo, Totò Dinardo ha portato in vantaggio il Padova al 22esimo minuto nel corso della ripresa. Padova 1, Modena 0. Lascia invece la battuta a Renzetti, il cross di Renzetti al centro, c'è la deviazione di Ciani, poi attenzione il pallone che entra in gol, rete del Padova con Ciani, il Padova ha pareggiato con Egdar Ciani al 37esimo minuto nel corso di Nardo. Chiediamo scusa, c'è stata una deviazione di Di Nardo, abbiamo visto una prima deviazione di Ciani, ma evidentemente... Lazzari, poi vediamo il tiro di Gidai e il pallone che entra in gol, rete, Gidai ha portato il Padova sull'1-1 incredibile, prima azione del secondo tempo, Padova in pareggio, Gidai ha portato il Padova in pareggio. In profondità il pallone per Bovo, limiti dell'area, Ciani che non riesce a fermare la sfera, ancora Cuffa, prova il tiro e il gol, rete, Cuffa, incredibile, Cuffa pareggiato. Cuffa, grande. Ancora Milani che è giunto all'altezza della metà campo, cerca lo scambio con Colaccone, recupera molto bene Bobo, il lancio di Italiano, in contropiede, Dinardo che scatta, è solo entra in area di rigore, vede centrato sulla destra, ancora Italiano, si chiama, il gol di Andrea Concin, il Cobra ha messo a segno il primo gol in campionato, sul passaggio. Limita l'area di rigore, stoppa Rabito molto bene, ancora Rabito fa proseguire per Renzetti che scende verso il fondo, il cross, attenzione, vediamo la conclusione, rete del Padova che torna in vantaggio con Totò Dinardo. Torino con Diana sul settore di destra, vediamo che appoggia adesso, tenta di appoggiare perlomeno verso Di Michele, il quale cerca di andarci alla guardia di Trevisan, bravo Cuffa che ruba palla, ancora Cuffa, fuori contropiede per i biancosturati, Ciani, attenzione, il dialogo ancora con Dinardo, al limite dell'area di rigore, entra il tiro, e gol, rete, il Padova in vantaggio con Dinardo, Totò Dinardo ha portato in vantaggio. Gabionetta che rilancia non proprio tra i piedi dei padovani, ancora un cross di Cesare, centrale, c'è il colpo di testa e il pallone che entra in gol, la rete da parte di Totò Dinardo, Padova in vantaggio all'8° minuto di gioco, incredibile. Chiaramente il pallone in avanti, cerca di recuperarlo Renzetti, poi ancora il dialogo tra Dinardo e Italiano, la terza attaccante in campo, grande tiro di Italiano, e gol, rete, Italiano, grande Italiano da 25-30 metri, una bomba, il pallone che è andato a sbattere sul palo e poi si è insaccato, Vincenzo Italiano. Di restituirgli la sfera, ancora Dinardo comunque in possesso di palla, adesso la palla per Rabito, limite dell'area di rigore, il tiro, e gol, rete, Rabito, raddoppio di Rabito, grande tiro di Rabito da 20 metri, ancora un gran gol, 2-0, Rabito. Renzetti resiste all'attacco, ancora si porta verso i limiti dell'area, scende centralmente per Dinardo, attenzione Dinardo per la corrente, scende sulla destra, mette il pallone al centro e poi c'è il gol di Ciani, 3-0. Larga il gioco per Bovo, cross verso l'area di rigore, attenzione, pronto Ciani, manca la palla per un soffio, arriva ancora Renzetti poi e crossa nuovamente in mezzo, c'è il tentativo di Italiano, gran tiro e gol, rete, Padova che accorcia le distanze con Italiano, il gol di Italiano al minuto numero 6, poi nuovamente Cesar, ancora Italiano verso l'area di rigore, attenzione Ciani, Soncin il tiro e gol, rete del Padova che ha pareggiato con Soncin ha pareggiato, Roger Rabito a prendere la rincorsa dalla destra del portiere Villanova, prende la rincorsa Rabito, parte il traversone, pallone che arriva in mezzo, attenzione, rete di Italiano, il Padova pareggiato con Vincenzo Italiano, rete, Padova 1 e Cittadella. Di Pessina, arriva dalla parte opposta però ancora il Padova con Petrazzi, nuovo cross in area, attenzione punto di Dinardo, rete, Dinardo! Petrassi, poi
il cross nuovamente al centro, c'è il portiere che fatica di intervenire, la tentazione di Zidane a porta vuota, ribatte sulla linea e poi c'è calcio di rigore, il Padova che ha la possibilità di battere un calcio di rigore al minuto numero 18 e a questo punto siamo curiosi di vedere chi sarà il rigorista. Pronto Andrea Soncin, grande responsabilità sulle spalle dell'attaccante di Vigevano, 19 minuti e 30 secondi al nostro cronometro in questo preciso istante, prende la rincorsa Andrea Soncin, è pronto sul pallone, mani sui fianchi, schizzo l'arbitro, rincorsa di Soncin, parte il tiro, rete! Padova 2, Salernitana 1, Andrea Soncin! Terzo gol di Andrea Soncin con la maglia del Parma. Mette in mezzo per Bovo, attenzione, il pallone che sta per gol! Rete! 3-1, Bovo! Andrea Bovo! Padova 3, Salernitana 1 e a questo punto possiamo respirare. Vediamo la palla recuperata con calma dai giocatori del Padova, Vincenzo Italiano che se ne occupa, sistema la sfera sul punto di battuta indicato dal direttore di gara Tagliavento, poi serve centralmente la sfera per Bovo che serve ora Cesare, il cross verso il limite dell'area, prova il tiro, Gidai, la conclusione e il pallone che indica il gol, rete, Padova in vantaggio con Gidai, grande tiro di Gidai dal limite dell'area e il Padova in vantaggio al 16° minuto. Padova 1, Lecce 0, incredibile. Difficoltà, cede all'indietro verso Trevisan, ancora Trevisan, prova a mettere le dita nell'area per Soncin, lo scambio, il tiro di Rabito, rete, Rabito! Padova 1 e poi 2, Rabito ha accorciato le distanze. Raccoglie ancora il Padova, però è rimasto soltanto Faesca e Italiano nella metacampo biancoscurato, il rilancio di Italiano sul settore di sinistra, vediamo Soncin, vertice dell'area di rigore, Soncin mette un pallone in mezzo di Nardo, e direzione, rete di Nardo, in area, vediamo Soncin, Gidai, Lorenzetti, poi vediamo intanto i crossi la vita, la deviazione, e gol, rete del Padova che fa il 4, con Trevisan, il gol di Trevisan, il gol dell'ex, e Trevisan che ha messo il pallone alle spalle di Fortin. La palla manovrata da Malonga, poi recuperata però dal Padova con Cuffa che avvia la nuova azione. Soncin velocemente verso Di Nardo che scatta sulla destra, si avvia lungo l'out, ancora converge verso il centro Di Nardo, vertice dell'area di rigore, scende verso il fondo Di Nardo, il pallone al centro Soncin, rete, gol, Soncin, il pallone ha segnato il vantaggio contro Side, Padova 1 così a 0. Attenzione il Padova in area di rigore, c'è il tentativo svirgolato e poi il tiro ancora e gol, rete, il Padova che accorcia le distanze con Willy Gidai, ancora Capardi e volitivo in attacco nonostante le tegole che gli si stanno abbattendo addosso. Vediamo Francesco Renzetti, pallone ancora in mezzo e questa volta vediamo la sfera viene messa fuori area, poi ancora Renzetti che la caccia dentro e c'è la sfera, palo e poi la sfera che sta per entrare, gol, rete 3-2, incredibile la partita.